troviamo presso la Dem Venice Art Gallery di Mestre in occasione della mostra dal titolo Libertà, forza e colore del pittore Jacopo Rumignani. Ci troviamo di fronte ad opere veramente imponenti, non solo per le dimensioni, ma soprattutto per la potenza dell'immagine che si caratterizza su un colore potente che coinvolge, affascina lo spettatore. Infatti chi osserva le sue opere non può non rimanere affascinato dalla forza di questo pigmento che scorre libero su tutta la tela, anche nei minimi particolari. Un pittore quindi che attraverso la dimensione realistica, ma non solo, riesce a colpire. Il tuo intento del pittore è appunto quello di creare una sorta di dialogo con l'osservatore, ma questo è un dialogo che nasce da uno stordimento. L'osservatore appunto camminando si ferma, viene colpito, quasi una sorta di pugno allo stomaco, metaforico pugno allo stomaco, da questa potenza del colore. Il colore che si insinua all'interno anche dei minimi particolari, si insinua all'interno anche delle grandi campiture, creando vari soggetti. E quali sono i soggetti cari al pittore? Abbiamo in modo, come potete osservare qui alle mie spalle, in modo prepotente la presenza del cavallo. Questo animale dalla grande fierezza viene colto in svariate pose, in svariate forme e in svariate espressioni e si presenta a noi con tutta la forza, tutta la potenza del gesto. Si potrebbe dire che non è solamente una visione realistica, ma è qualcosa che va oltre, è una visione subliminale in cui l'artista vuole coinvolgerci e farci così quasi investire dalla potenza di questo cavallo che è al galoppo e sembra non fermarsi mai. Altre opere care al pittore sono i ritratti che egli sa cogliere in modo molto puntuale, soprattutto nell'espressione dei volti, questa espressione che ci coinvolge, in particolar modo gli occhi, osservate anche i particolari come sono definiti, anche nelle parti più minute. E quindi una forza espressiva nella quale emerge la dimensione interiore, intimistica della persona. Talvolta possono essere persone care all'artista, a volte persone famose. Dicevo appunto la dimensione psichica interiore che emerge. Altre opere invece così giocano con la fantasia, giocano con il piacere, giocano con la ricerca e quindi il soggetto evade dalla rappresentazione realistica, appunto il cavallo, seppur come abbiamo detto poc'anzi molto molto forte, evade anche dalla dimensione ritrattistica e dalla percezione appunto interiore della figura ritratta per diventare qualcos'altro. L'artista è riuscito ad utilizzare questa tecnica pittorica in maniera formidabile ed a allargarla e ad adattarla alle sue necessità espressive e anche ideali. Infatti ci sono opere in cui la forma realistica evade e abbiamo delle rappresentazioni diverse, quasi una sorta di vicinanza al surrealismo, ad una interpretazione appunto molto personale del soggetto. Quindi ci troviamo di fronte ad un artista a 360 gradi, capace di saper utilizzare questo potente colore nelle maniere più svariate, nelle maniere più elastiche, potremmo dire, e riuscire a coinvolgere lo spettatore. Si potrebbe tranquillamente affermare che la modalità pittorica di Rumignani è singolare, perché è una caratteristica tipica della sua pittura, quindi è una sorta di marchio di fabbrica. Un'opera di Rumignani la si riconosce subito. Non è, ripeto, solo la potenza del colore, solo la forte espressività, ma è anche la capacità di saper affascinare lo spettatore.